Bentrovati. L'Unione Europea ha spesso un comportamento bizzarro. Ad esempio, se un Paese membro sfora i conti economici, scattano immediatamente i controlli della Troika, cioè la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, che poi quasi sempre gestisce poi direttamente la politica economica di quel Paese, che in genere porta lacrime e sangue per i suoi cittadini. Viceversa, se un Paese membro diventa fascista o antidemocratico, usa metodi e linguaggi razzisti, sono questioni interne di quel Paese. Così come l'immigrazione selvaggia a cui è sottoposta l'Italia per la sua collocazione geografica, per l'Unione Europea rimane una questione marginale. Non c'è solidarietà tra i Paesi membri. A dimostrarlo sono i recenti casi della Francia e dell'Austria, i quali vorrebbero addirittura chiudere le frontiere con l'Italia per non accogliere gli immigrati che entrano nel nostro Paese e vorrebbero raggiungere i Paesi del Nord Europa. Non credo che questo modus operandi sia propedeutico alla costruzione di un'Europa federata come la sognavano i padri fondatori. Certo, i conti in ordine e l'economia dei singoli Stati dell'Unione europei sono molto importanti, ma credo che lo siano altrettanto anche i principi etici di democrazia, di civiltà e di solidarietà tra gli Stati. Ad esempio, in Ungheria l'attuale governo sta portando il paese ad una democrazia mutilata che assomiglia maledettamente ad un principio di fascismo e l'Unione Europea assiste in silenzio. Per capirci, il suo premier Orban affronta la questione immigrazione con un piglio degno dei regimi fascisti e razzisti del secolo scorso. Ecco una sua frase che la dice lunga sul suo razzismo neanche tanto mascherato. Se il buon Dio ha deciso che certa gente nascesse in un posto piuttosto che in un altro, è bene che là rimanga. In Bulgaria il governo ha dato il via libera alla costruzione di una super cancellata di sbarre e filo spinato di 131 km lungo il confine con la Turchia, usando queste motivazioni. Proteggere i bulgari dalla massa dei rifugiati, in cui potrebbero nascondersi anche dei terroristi e malati di Ebola che premono per entrare in Italia. Questo è il classico esempio che evidenzia che c'è sempre un sud e più povero. E poi l'Italia. Ormai non siamo più un paese totalmente democratico. Interi territori sono in mano alle mafie. Quel carabiniere che in una manifestazione popolare è stato costretto a togliersi il berretto davanti a una folla inferocita a Napoli è un esempio di come lo Stato sia percepito in certi suoi territori. E poi Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, che sull'uccisione dell'orso Danica in Trentino ha dichiarato: in Italia si può uccidere un orso, ma non si possono toccare spacciatori, rapinatori, clandestini e delinquenti vari. Vergogna, qualcuno deve pagare. Questa frase mi riporta a quella detta nel 2009 dall'ex sottosegretario alla salute di un governo Berlusconi, la leghista Francesca Martini, la quale spiegava che non esistono razze canine pericolose ed ha ordinato di non sparare sui randagi che avevano sgozzato un bambino, ma vanno catturati con l'anestetico. Mentre il sempre facondo Calderoli alcuni anni fa bofoncheava che si doveva sparare ai clandestini dai barconi. Certo, sono solo dei vecchi slogan logori, ma che acchiappano i consensi dei cittadini più semplici e meno preparati. Per cui la morale che si ricava da questi esempi è che i leghisti sono garantisti e teneri con gli orsi e con i cani, ma sono spietati con gli esseri umani. Ormai siamo un paese al di sotto degli standard minimi di civiltà di un normale Stato europeo. E poi siamo un popolo corrotto. La corruzione si è fatta sistema. L'Italia è unita solo dalla corruzione. Non ci sono distinzioni regionali. Il nord, con la sua ex capitale morale Milano, vale come il centro e il sud, mentre l'Europa sta a guardare. E poi c'è che un pregiudicato che dovrebbe essere ospite nelle patrie galere sia socio, stavo per dire complice, del più importante dell'attuale Presidente del Consiglio, è un fatto gravissimo che in un qualsiasi altro paese del mondo mediamente civile sarebbe inconcepibile, mentre viene serenamente accettato dai burocrati e dai politici europei. E allora facciamoci la domanda: l'Europa può diventare uno Stato federato anche se non mette al centro della sua azione la persona, come è scritto nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? Io credo proprio di no. E vista la situazione italiana, io penso che se l'Unione Europea fosse una comunità di Stati in cui l'etica fosse un cardine importante dello stare assieme
tanto quanto l'economia dovrebbe essere l'Europa stessa a cacciarci a pedati nel sedere. Ci vediamo giovedì prossimo.